spostiamo subito accanto alla banchiera di Brindisi dove Marco Risse con coach Bucchi. Marco. Sì, buonasera, siamo con coach Bucchi. Coach, una gara questa contro squadra dell'Antico, di Brindisi viene da 4 vittorie consecutive e Caperto invece da 4 sconfitte. Potrebbe esserci un calo di tensione da parte della squadra? Mi auguro di no, poi in queste cose sono un gruppo nuovo, non si può dire, mi auguro di no, abbiamo predicato in settimana, ovviamente di mantenere concentrazione, mi auguro che si trasformi in una buona partita. Coach, questa è una squadra operaia, ogni partita riesce a tirare fuori del cilindro un giocatore diverso, nell'ultima gara abbiamo visto Todic, per ricordare anche Lewis e Dagon. Di che posto potrebbe essere oggi la partita? L'hai detto tu, ogni volta c'è una sorpresa, mi auguro di trovare anche oggi protagonisti diversi, anche se l'altra volta il gruppo ha vinto la partita, perché come dicevo 5 ragazzi doppia cifra e altri a 9, quindi vuol dire che era stata la squadra. Volevo chiedere a coach Bucchi se secondo lui questa può essere la partita da spartiacque, nel senso che può questa sera cominciare a definire davvero quello che può essere il ruolo e l'obiettivo di Brindisi in questo campionato. Sai, domanda difficile, è chiaro che se la vinci fai un altro fatto in avanti, te l'altro in trasferta, perdendola è una gara in trasferta, ci può stare, però sinceramente non so se devo farti acqua. È chiaro che le vittorie in trasferta non hanno doppio, quindi è chiaro che la vittoria di Venezia e quella di Varese hanno un peso particolare. Fare un altro colpo oggi vorrebbe dire ovviamente fare un salto notevole, però è difficile da dire se poter fare al futuro se realmente non farti acqua. Grazie coach Bucchi.